Buon pomeriggio a tutti e benvenuti in Sardegna. Oggi voglio raccontarvi in modo un po' avventuroso la provincia di Nuoro. Insieme a me ci sarà, pensate, un gruppo di motociclisti. Lui è Fabio, ve lo presento, ciao Fabio, e qui siamo nel suo regno. Dove ci troviamo esattamente? Siamo nel paese di Bitti, provincia di Nuoro, esattamente località Erpila. E questo ragazzo che si è inventato un nuovo modo di far vacanza all'insegna dell'avventura, come ho detto all'inizio. Che cosa vuol dire? Che organizzi dei gruppi di motociclisti o appassionati di motociclismo. La Sardegna ha una vastità di percorsi, di zone desolate, di zone attraversabili con questo tipo di moto che forse non ha pari in altre regioni d'Europa. Gas! Oh, ragazzi! Mama told me not to come. She said that ain't no way to have fun. Eccoli lì, sono loro! Open up the window, let some air to this room. Oi, finalmente, ce l'ho fatta! Però ho un problema, non riesco a togliere la marcia, mi dai una mano? Ma non ti preoccupare, abbiamo la team di assistenza che ti aspetta là, dai! Mama told me not to come. Mama told me not to. Dunque, ricapitoliamo un momento. Chi viene qui ha la possibilità sicuramente di divertirsi con la moto, stare all'aria aperta, immergersi completamente nella natura sarda, ma anche vedere dei siti archeologici molto importanti. Certo, ci siamo fermati lungo la strada a vedere il Nuragloel, è un bellissimo sito nuragico. Vabbè, allora adesso mangia velocemente perché poi devi mettermi a posto la moto, visto che loro fanno anche assistenza, quindi se uno arriva qui con la motocicletta ha dei problemi, risolvono tutto loro. Mangiamo, buon appetito! Buon appetito! Bene, ho approfittato della pausa pranzo per seminarli, così imparano. Allora Dado, adesso ti porto a Bitti e ho anche una sorpresa per te. Va bene Fabio, allora andiamo a Bitti. Coletti motociclista, perdetto su cammino, perdetto su cammino. Ah, io non ho capito bene, scusa, com'è Coletti motociclista, Fabio? Loro chi sono? Ciao a tutti. Ti svelo la sorpresa di stasera, loro sono i tenori di Bitti Mialino Pira. I famosissimi tenores di Bitti, complimenti, siete veramente molto molto bravi. Però adesso noi proseguiremo naturalmente nel nostro giro. Che cosa faremo questa sera? Naturalmente adesso ci aspetta la cena. Bene, allora andiamo e grazie per la dedica, Coletti motociclista, ma non ho perso la pista, non ho perso la pista. Ciao! Ciao ciao! Io naturalmente vi ringrazio per essere stati con me, non posso far altro che invitarvi a passare le vostre vacanze, magari qualche weekend o qualche settimana, proprio qui in Sardegna, in provincia di Nuoro, dove troverete ospitalità, simpatia e cortesia. Grazie a Fabio e grazie a tutti quanti gli amici che mi hanno accompagnato alla scoperta della Sardegna. Ciao, alla prossima, salute, salute!